Agrigento, nella sala Zeus del Museo Griffo, l'architetto di fama internazionale Massimiliano Fuksas ha concluso con una lectio magistralis il ciclo di eventi organizzati nel corso dell'anno dall'Ordine degli Architetti di Agrigento e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo per celebrare il centenario della fondazione degli Ordini degli Architetti Italiani. Chiudiamo in bellezza gli eventi del centenario della Fondazione degli Ordini degli Architetti Italiani, ospitando uno dei più grandi interpreti dell'architettura contemporanea internazionale, Massimiliano Fuksas. Lo conosciamo bene per le tante opere di architettura progettate e realizzate nel mondo. Ricordiamo la Nuvola di Roma, ricordiamo la Fiera di Milano, l'aeroporto cinese di Shenzhen e tante altre opere che tengono alto il valore dell'architettura italiana nel mondo. Oggi il nostro celebre ospite ci regala una lezione magistralis su aspetti innovativi dell'architettura. In particolare parlerà del zero gravity, è un principio che, puntando sull'espansione delle città, delle grandi metropoli in altezza, costituisce un elemento innovativo per le grandi città metropolitane. È un principio già in parte sperimentato dallo stesso studio Fuksas a The Line, dove sta crescendo, sta in fase di costruzione una avveniristica metropoli che ospiterà, in Arabia Saudita, ospiterà niente meno che 9 milioni di abitanti. Poi l'evento di oggi ci sta dando anche l'opportunità di approfondire un tema a noi caro, quello di costituire, in occasione di Agrigento Capitale per la Cultura 2025, costituire questa biennale di arte e architettura contemporanea nella Valle dei Templi, che coinvolgerebbe artisti e architetti di caratura internazionale, rilanciando così la città dei Templi quale cerniera culturale tra l'Europa e i paesi che si affacciano nel Mediterraneo. Innanzitutto vengo ad Agrigento perché mi piace venire ad Agrigento, sono invitato spesso da questo ordine degli architetti con il quale ho un rapporto storico, decennale e non potevo mancare certamente in un'occasione così importante. Fuksas è uno dei più grandi esempi di architetti contemporanei in questo momento nel mondo, riesce a riqualificare qualunque ambito in cui viene richiesta la sua prestazione intellettuale e per questo averlo qui da noi in Sicilia è un'occasione straordinaria per una contaminazione che serve sempre negli ambiti culturali e ancora di più nell'architettura, che è un bene culturale ma è anche bene sociale, per cui sono veramente contento di poter essere qui oggi. Credo che sia una giornata importante anche questa, che aggiunge ulteriori visite qui alla Valle dei Templi, alla città di Agrigento, di architetti che hanno una loro significatività nel panorama nazionale e internazionale e che si occupano soprattutto di architettura contemporanea. Agrigento è un sito importantissimo, prima per quanto riguarda l'architettura che noi conosciamo tramite i reperti archeologici, poi per quanto riguarda l'architettura del ventennio fascista, che ha determinato ad Agrigento delle splendide opere che segnano, la fisionomia della città contemporanea. E poi in realtà manca questa interpretazione contemporanea dell'architettura, che credo sia importantissima per noi, quindi la testimonianza di queste figure che sono state chiamate dall'Ordine degli Architetti a fare le loro relazioni, a prendere coscienza della nostra città, credo che sia molto importante perché aggiunge delle sollecitazioni diverse, nuove, a quella che è la storia di Agrigento, a quella che è la nostra vocazione all'architettura.
e credo che siano delle sollecitazioni molto importanti che non riguardano solo in maniera superficiale il nostro presente, la nostra contemporaneità, ma che possano mettere in moto, possano rivalorizzare il patrimonio di principi, di significati, di valori che già la nostra città possiede. Quindi è credo un valore in più rimettere l'architettura contemporanea nel gioco della valorizzazione dei beni culturali della nostra città, dell'archeologia e del nostro patrimonio architettonico. Per me è un onore lusingato aprire i lavori, dare il mio saluto istituzionale, ma anche perché spero che lui possa dare un contributo fattivo alla nostra Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Ringrazio l'Ordine degli Architetti, nella figura anche dell'architetto Rino Lamentola, perché è un'iniziativa qui ad Agrigento penso che sia lodevole. Il contributo ve lo siete dato già da soli, perché avete uno dei musei più belli al mondo e avete uno dei complessi museali straordinari, compresi i templi. Perciò non c'è da dire altro, qui semplicemente non è un onore vostro ma un onore mio, cioè essere invitato vicino alla grande architettura, alla grande storia, alla grande scultura, alle grandi opere che sono raccolte qui è un fatto straordinario. Lei ha parlato recentemente della Sicilia come di una terra in cui c'è un caos sublime. In qualche modo Agrigento rappresenta questa figura perché abbiamo una Valle dei Templi che è un patrimonio architettonico e anche ambientale di primissimo piano, però anche Agrigento è una città che ha moltissimi problemi strutturali. Guardi, a me non me ne importa nulla dei vostri problemi strutturali, mi importa soltanto che la Sicilia ha un patrimonio incredibile. Voi avete un patrimonio incredibile che non è soltanto di cose, ma anche di persone, di esseri umani. Perché sa, l'architettura, la città, da una parte la fa l'architettura, le fanno le pietre, ma la parte principale le fa l'essere umano. La qualità dell'essere umano siciliano, diciamo, la qualità della cultura che avete espresso e state continuando a esprimere, anche se non lo volete fare, lo fate naturalmente, è incredibile, veramente è la più forte che c'è in Italia. C'è qua il nostro sindaco, dove va il mondo dal punto di vista urbanistico? Il mondo intero? La domanda è una domanda quasi impossibile, perché il mondo intero al momento è fatto di 8 miliardi di persone che cercano di trovarsi una casa e più che della casa cercano di trovare una governance, un sistema di essere governati. Noi non riusciamo più a capire come si fa a governare 8 miliardi di persone, perché finché si governano 150.000, che è una città media, interessante, che avete in Sicilia, ma abbiamo in Italia, non è facile, ma è possibile. Quando si tratta di andare oltre 1 miliardo di persone, lì bisogna pensare a una nuova struttura. Lo studio Fuxas farà breccia ad Agrigento? Beh, se mi invitate vengo di corsa, non so come devo venire, però come capitale. Sì, ma credo che voi non avete bisogno di me al momento, voi avete bisogno di voi stessi. A me Agrigento mi fa pensare al Caos Sublime, che è un libro che ho scritto qualche anno fa, perché è un caos in quanto ho abitato nel museo più bello a cielo aperto, che era un albergo, ci ho abitato 42 anni fa, sono venuto qui con la mia figlia piccola che aveva 1 anno insieme a Doriana e siamo stati lì, e che era il più bello abusivismo del mondo, cioè scendere da questo albergo e camminare nella Valle dei Templi era una delle sensazioni che non dimenticherò mai, quasi a mezzo secolo di distanza. Cioè da lì ho capito che c'è il caos, ma c'è anche il caos sublime, e il sublime è l'arte della poesia, e in Sicilia l'arte, e Agrigento in particolare. Si è tornato a parlare negli ultimi mesi del Ponte sullo Stretto, lei si è detto comunque favorevole a quest'opera, lei come lo immaginerebbe? E lei è veramente favorevole a quest'opera? Ma scusate, non l'avete ancora costruito? Capitale della Cultura per il 2025, questo è un peso anche di responsabilità per una città che ha questo patrimonio architettonico del passato. Può essere una risorsa e come deve essere sfruttata questa risorsa dal punto di vista di un grande architetto come lei? Ma guardi, qui non si tratta di architettura, qui si tratta semplicemente
di rimettere insieme i pezzi di una comunità. In Sicilia, voi in particolare, voi a Agrigento siete una grande comunità che ha secoli di vita. Voi come comunità dovete rappresentare quello che siete e siete stati sia nella letteratura, sia nelle opere che avete realizzato e sia nel futuro. Cioè non basta il passato e non vi dovete illudere che il passato vi risolve i problemi, ma è il futuro che li risolve. Voi dovete pensare al vostro futuro e che nel vostro futuro c'è il futuro dell'Italia. Questa sera è per noi una serata storica, perché celebriamo un momento di riflessione culturale sull'architettura con un ospite d'eccellenza, un ospite che è una delle più eminenti figure a livello mondiale dell'architettura, uno dei rappresentanti, degli interpreti dell'architettura contemporanea, l'architetto Massimiliano Fuksas, in una serata che è stata voluta dall'Ordine degli Architetti di Agrigento e dalla Fondazione Architetti del Mediterraneo Agrigento, a conclusione di un ciclo di lezioni che celebrate in occasione del centenario della fondazione degli ordini professionali e che ha già visto l'exio magistralis dell'architetto Grasso Cannizzi, dell'architetto Purini, dell'architetto Verlenga, e che oggi si conclude con l'architetto Fuksas. Questo è uno stimolo per la Sicilia alla creatività. La Sicilia è una terra che coltiva numerosi e bravi architetti e far venire Fuksas non può che esaltare questo clima siciliano di sperimentazione e di tensione. Quando ho detto all'architetto Fuksas se voleva venire in Sicilia, ha detto subito di sì, perché la Sicilia è una terra piena di sorprese, straordinaria dal punto di vista architettonico, quindi è stato molto facile farlo venire.